un accordino. Un sol. In realtà non è un sol, è un tono su, quindi un la. Anche col vocalizzo, vuole. Provo, dai, proviamo. Ci provo, ma comunque devo stare sui quarti. Lo so, è una cosa difficile, bisogna esercitarsi. Però diciamo che non si muove questo perché sei noto un paio di settimane scorse. La settimana scorsa, Quando in pausa che fai qui, con la mia famiglia. però quando esponi diciamo in solitario. Sì, sono un solista. L'hai già fatto, hai fatto testimonianze sulla rete, hai fatto proprio un video. Quindi è una cosa che ormai è praticata, non è una cosa che diciamo quindi detto ciò allora con che cosa vogliamo cominciare questa serie? Io ti ho fatto magari deragliare perché siamo partiti con un sol che sarebbe poi un la, Esatto, che non è tutto quello, finto. è tutto Sembra e poi non è. sembra e poi non è. Ah, e questo è il È il titolo. messaggio. Ah, il messaggio. Sì. Pensavo fosse la prima canzone, sembra e poi non è, e invece no. In realtà non è neanche un pezzo che faccio, quindi. No, e come si intitola il primo brano invece? Déjà vu. Ah, le cose che hai già visto, o sembra di aver già visto. Esatto. Benissimo. In realtà è solo un trip del cervello. Un trip del cervello che però a conoscerlo, diciamo, già sarebbe bello. Magari. Lo so. Faccio psicologia, non a caso. Ah, tu fai psicologia? Vabbè. E allora abbiamo anche uno psicologo qui, diciamo pronto, quasi psicologo, però visto che fai psicologia, questo è un progetto quasi freudiano che tu hai, perché si chiama appunto I sogni di Chris e questo è Déjà vu. Come ci siamo dimenticati davanti alla TV. Siamo solo spettatori di un altro déjà vu. Momenti legati come trame di una manga. Ma siamo solo pensieri buttate giù da una tovaglia. Non lo so.
ci siamo dimenticati davanti alla TV. Siamo solo spettatori di un altro déjà vu. Grazie. I sogni di Chris qui al Salotto. Abbiamo cominciato con questa situazione quasi così psichedelica che ti ha fatto partire, diciamo, con altri accordi, con altre situazioni, però abbiamo anche ricordato che sei, come dire, un musicista aperto a collaborazioni, perché Sì. poi hai anche una band che è quella di Pausa Caffè. Esatto, sì. Ma come solista non ti fai mancare nulla, perché sei anche, come dire, non solo un basker, ma un basker che sta partecipando al Esatto. primo talent dei basker, se non ho Esatto, capito sì. male. È una roba nuova, ma è una roba fighissima, perché in questo talent, dove il premio è la visibilità, ma non inteso di rendersi famosi, ma Avere più semplicemente- contatti, gente che ti Esatto, possa sì. seguire. E poi la strada è una bella realtà, anche perché devi cercare di catturare l'attenzione. Come in questo momento, siamo aperti alla strada e ognuno Sì. è Diciamo immerso nei propri pensieri, quindi è difficile entrare. Sì, sì, anche che tu sei proprio, non proprio in strada, sei in vetrina, per essere Esatto, proprio precisa, sì. a questo punto sei un po' in vetrina e quindi è chiaro che diventa difficile, è una strada di mezzo. Però questo progetto al quale tu stai partecipando, questo talent che insomma bisogna cercare The Basker Esatto, su The internet. Basker, la musica e la strada. La musica della strada, noi non è la prima volta che ne parliamo, abbiamo seguito le fasi, diciamo, quelle eliminatorie, nel senso che Sì. c'erano le iscrizioni, adesso sono venuti fuori i candidati, Esatto, io sono uno di quelli. quindi tu dov'è che suonerai? Non si sa dove suonerai, suonerai in giro per strada? Sì, no? c'è in realtà un progetto a lungo termine che penso che abbia il culmine con la festa della musica Certo. a giugno. E poi è bello perché si conoscono persone nuove. Hai il tuo spazio ed è difficile trovare spazio adesso, molto difficile. E quindi la gente che ti vede per strada suonare può, come dire, darti Può un votarmi, like, può... televotarmi, che in può realtà votare. non ci sarà un televoto, ma è solo andremo in giro col nostro cartellino a dire partecipiamo a questo talent Sì, di talenti, o chi lo sa, boh. chi lo sa, Possiamo però essere votati e sul sito ovviamente ci sarà una classifica. ci sarà una classifica, quindi insomma per seguire tutte queste vicende andate su The Basker e lì si trova Sì. lo svolgimento di questo talent che si sta appunto facendo nelle nostre strade qui a Torino Esatto, sì. adesso. Sta nascendo. Sta nascendo. Senti, la prossima canzone quindi è un tuo cavallo di battaglia, una di quelle che ti fa arrivare più monetine quando la fai per Magari, strada, spero. speri? In realtà mi fa arrivare più attenzione, perché questo pezzo è per la mia ragazza che è lì. Un momento allora delicato. Sì. Io lo dico sempre, ho iniziato a strimpellare la chitarra perché il mio strumento è il pianoforte, Sì, però l'ho iniziato a strimpellare per rimorchiare. vabbè. Poi una volta che ho imparato in realtà ero già fidanzato, quindi... E poi hai smesso, però ho continuato con la chitarra, adesso non Sì, smetta. ma adesso le canzoni sono dedicate. Ah, vabbè. Prima era per attirare, adesso sono mirate. Vabbè, adesso per mantenere. quindi. Esatto, sì, per mantenere. Questa è una chitarra di mantenimento. E qual è questo? E come si intitola questo brano? Marzo 82. Marzo 82, signori e signori, i sogni di Chris. Marzo 82 è nata una stella, Torino di colpo si illumina di una luce più bella, le occhi che sembrano perle si mosa contro celeste, collezionista d'arte. Quanto sguardo si vede, bellezza e virtù nelle tue mani, lo so che la vedi anche tu, la simmetria di un origami, tu guardi sempre in avanti, le gambe stelle filanti, sole senza rimpianti, tu guardi in avanti, tu guardi, la luna è in alto e ti guarda, ha pronto un invito per cena. È gelosa della tua luce, teme una perdita di scena. Su di te, studiata una nuova teoria, tu al centro dell'universo, se ogni tuo gesto è magia,
bellezza e virtù nelle tue mani, lo so che la vedi anche tu. La simmetria di un origami, tu guardi sempre in avanti, le gambe stelle filanti, sole senza rimpianti, tu guardi in avanti, tu guardi, bellezza e virtù nelle tue mani, lo so che la vedi anche tu. La simmetria di un origami, tu guardi sempre in avanti, le gambe stelle filanti, sole senza rimpianti, tu guardi in avanti, tu guardi, spogliati senza svestirti, se vuoi puoi rimpicciolirti, ti porto con me, quando ho smarrito la via. Brilli nel buio, mi abbracci se urlo, sei come le stelle comete, anzi loro sono come te, perché bellezza e virtù nelle tue mani, lo so che la vedi anche tu. La simmetria di un origami, tu guardi sempre in avanti, le gambe stelle filanti, sole senza rimpianti, tu guardi in avanti, tu guardi in avanti. Grazie. I sogni di Chris, allora insomma abbiamo sentito un paio di brani, abbiamo anche raccontato di questo talent al quale stai partecipando, talent anomalo diciamo, in Sì. qualche modo, perché stiamo parlando di musica di strada, on the road veramente. Sì. E adesso insomma so che stai registrando dei brani. Sì, adesso c'è un brano già registrato, stiamo preparando il video e usciremo, penso, aprile ormai, perché è già fine marzo, quindi. Aprile. Vabbè. Allora senti, con che brano quindi saluti il salotto? Con questo che stai per pubblicare, no? Quello di prima era per la mia ragazza, adesso è per l'altra mia ragazza che è Torino. Ah, la Quindi, Torino. Sì, La Torino. è una canzone che parla della nostra Torino. Però Torino era banale chiamarla così, quindi si chiama Augusta, Augusta. come Augusta Taurinorum, in teoria, no? Torino è la mia città, il meglio per te lo trovi qua. Bastan 2 passi per il centro, il fotografi il momento da condividere in altre città. Torino, sei tanto bella, tu spicchi fra le altre per eccellenza. Sotto un tetto mi riparo dal diluvio, il suo suffragio lungo il portico del Po rimango un po'. Augusta, fai miracoli tra le vie che sembrano ventricoli di un cuore tanto grande che si fa strada fra le tante tradizioni di sognatori un po' a metà. Se ci chiudiamo in un locale al quadrilatero è normale, ci viene voglia di fare festa fino alle 3. Un San Simone, per favore, qui fa un caldo che si muore tra le porte palatine di un'altra età. A Piazza Castello, fra le fontane, sa di fine della scuola e le pare sono lontane. La mole fa il solletico alle nuvole nel blu. Per laurearsi è consigliato non guardare in su. Augusta, fai miracoli fra le vie che sembrano ventricoli di un cuore tanto grande che si fa strada fra le tante tradizioni di sognatori un po' a metà. Con un cuore tanto grande che si fa strada fra le tante tradizioni di sognatori un po' a metà. Grazie. Grazie mille, i sogni di Chris. Grazie a voi, grazie Questa a te. era Augusta, Sì. e insomma ti auguriamo tante insomma, belle cose e un grosso in bocca al lupo. Grazie a te. Allora noi adesso facciamo un